Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, siamo all'autodromo José Carlos Pace, quinto posto in griglia, tempo nuvoloso barra parzialmente nuvoloso. Possiamo fare una grande gara a Interlagos, mancano 2 gare, l'obiettivo è mantenere il terzo posto nel mondiale e poi sperare nel contratto con la Ferrari, con la scuderia di Maranello. Raga, basta ciaccolare, andiamo. Gran premio del Brasile. Beh ragazzi, per piacere, grande partenza voglio. È fondamentale in Brasile la partenza. Partenza discreta, però siamo troppo esterni, ai ai ai. No ragazzi, la magia veneziana, la magia... mamma mia. Ragazzi, partenza degna del miglior Kuma, signori, Nessun danno, mamma mia, signori, this is Kuma. Il Kuma ha regalato una partenza devastante. Attenzione, ci riprova Rosberg. Mamma mia. Che lotta con Rosbiff. Rosbiff torna in testa. Bravissimo, che sorpasso. Grandissimo sorpasso veneziano, siamo primi. First class, first class. Adesso andiamocene, cazzo. Questa è una gara favorevole. Ho tutto per fare bene qua. Ma potrei fare bene anche a difficoltà definitiva. Prossimo anno comunque grandi cambiamenti, meno aiuti, assetti pensati, non più assetti di default. Un po' come nei Formula 1 2013 che l'abbiano impegnato tanto. Però voglio andare alla Ferrari, ragazzi. Giro record del Kuma. Se di Senna presa non bene. La curva do sol qua. Mamma mia, Rosberg. Però dai, me ne devo andare meno dagli altri. Voglio il podio, non pretendo la vittoria, chiaramente. Mi basta un podio. Così difendo così il terzo posto è ufficiale. Problemi per Rosbiff, proprio dietro di me, che culo. Questa è una grande occasione, signori. Occasione pesantissima. Sta rallentando tutti Rosbiff. Mamma come godo. Queste sono le fortune kumendiane che ogni tanto arrivano. Ancora bandiere verdi, misto gialle. Guarda quanto ho guadagnato. Guarda quanto ho guadagnato. Qua un po' di culo ci voleva. Il Kuma se ne va. Questa curva è pieno di merda, la prima curva. Però devo sfruttare questa occasione, che io non posso non sfruttarla. Rosberg gira lentissimo, guardate che roba. Bottas secondo, questo non è bene perché è proprio il mio avversario. Ma stavolta però ragazzi l'occasione la sfrutto, voglio vincere in Brasile. Parecchie vittorie, cioè comunque già, anche se insomma non porto a casa la vittoria né qua né a Abu Dhabi, le vittorie non sono poche. Buona stagione, cazzo, buona stagione. Quindi mi dà le medie. Non lo so, cazzo. Tanto andiamo di medie, poi si vede. Le gomme sono già al 41%, ma aspetto, no, aspetto. Non serve andare subito. Giro record di Bottas, fastest lap di Valtteri. Devo tenere il più possibile ste gomme. 5 secondi, 9, però non devo perdere.
Ok, comunque è molto nuvoloso. Interlagos può cambiare tutto in un secondo comunque. Quindi non è detto. Visto che le previsioni possono cambiare. Interlagos è una gara che amo in maniera spaventosa. Sarebbe troppo bello vincere. Nella casa di Ayrton. Del grande Ayrton. Sto perdendo un po' qua. 50% ma continuo. (4,9) ho perso quasi un secondo. Qua sbaglio. Sento già le gomme un po' andate purtroppo. Sta gara è dura ragazzi. Sta gara è dura perché con l'usura delle gomme è tanta. L'unica sfiga è quella, se no sarei molto più sicuro della vittoria. Bottas, forse qualche problema Bottas. Attenzione, Bottas perde posizioni. Non può essere i box adesso, sono ancora qua io. Verstappen e Ricciardo. Stanno battagliando dietro, mi va benissimo. Infatti guadagno, siamo a 7 secondi, madonna, ci sta andando veramente tutto bene per il momento. Stiamo zitti però. Stiamo strazitti. Ultimo giro per la finestra del pit stop. Lo stanno battagliando finché c'è anche Hamilton, attenzione Hamilton terzo. Se le stanno dando di santa ragione dietro. Le gomme sono messe malino, devo pensare adesso cosa fare. Che facciamo? Adesso vediamo come siamo messi in rettilineo. Ne vorrei fare un altro fuori così almeno anche un giro in più è importante. Proviamo a stare un altro giro fuori, anche se sicuramente perderò qualcosa. 7 secondi vanno bene. Al prossimo giro si va ai box. Che bello che è Interlagos, mamma, una delle gare più belle del mondiale secondo me. Sono anche più lento perché la miscela normale, ho le gomme andate. Ok, ai box, adesso si va ai box. Ma 7, tutti hanno messo le hard. Attenzione, tutti con le hard. E allora devo andare anch'io con le hard. A sto punto devo marcare. Sì, ma fammele cambiare però. Siamo in curva qua. Sì, lo so. Ok, hard. E andiamo e vediamo come finiamo. Come usciamo. Se usciamo ancora primi, la vedo dura primi. Ok. Dai meccanici. Dovete fare le cose perfette. Questa è una bella occasione. Tutti hanno messo le hard. Hamilton, ho visto Hamilton, Ricciardo, tutti con le hard. A sto punto devo marcare anch'io. Mamma mia, stiamo dalla grandissima. Signori, che cume. E usciamo primi alla grande anche.
l'uscita, aspetta, è lunga però qua l'uscita. Ok, yes, yes e yes. Mamma mia, che lavoro della scuderia, che lavoro da parte di tutti, fioi. Qua possiamo fare una vittoria pesantissima. E la cosa mi gasa molto, speriamo, dai, speriamo, stiamo zitti, stiamo buoni e non portiamo sfiga. Tante cose molto favorevoli, i problemi di Rosberg, la battaglia tra Hamilton, Ricciardo e Verstappen. Tanto traffico hanno trovato gli altri, tanto traffico. E il come si sta involando, fiore. Potrei fare una Monza 2 alla vendetta. Vediamo che è secondo. Non nei box, no, ma loro rimangono perché hanno già le medie, le hard, hanno già le hard. Ragazzi, lo stint con le medie fatto alla grande, sempre primo, nessun evento di rilievo. Siamo già al 24esimo giro. Adesso andare ai box, ho tenuto veramente non so quanti giri. Ho fatto il massimo se devo andare ai box. Da cavallo di miscela grassa ho ottenuto un bel po' di carburante, ho fatto veramente una gara sublime. Ci entriamo nell'ultima parte, speriamo bene, fiumi. Adesso andiamo con le medie. Adesso siamo con le dure. Ok. E vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Box. Vai Come. Abbiamo Bottas e Massa. Abbiamo un doppiato che si sdoppia. Ma siamo messi abbastanza bene secondo me. Mamma mia, perfetti. Il primo posto, se le gomme non crepano e se il Come non fa cagate, se non arriva la safety car, perché chiaramente la safety car è un fattore, in questo caso sarebbe negativo per me, ci portiamo a casa una vittoria fondamentale. C'è un Bottas vicinissimo a 2 secondi, chiaramente un po' le gomme più fresche di 2 giri. E questa è una gara che amiamo, quindi andiamo a vincere Come, andiamo a vincere una gara dominata nel primo giro, pazzesco. Mi aspettavo una gran gara ma non così, anche fortunato all'inizio, però poi ho mantenuto un ritmo indiavoleto. Vai Comendino. 2 secondi, 3 secondi. Ho guadagnato 1 secondo in un settore, fioi. Qua c'è solo il Come. Ripeto, l'unica paura sono le gomme. Devono durare le gomme. Se durano le gomme è fatta al 100%. Hamilton intanto è terzo. Hamilton chiaramente proverà l'impossibile, perché sa che se Hamilton prende il giro è più forte di noi. Un 4 volte campione del mondo che ha vinto nella carriera comendiana, perché adesso conta tutto quello che succede nella carriera comendiana. Penso che la McLaren è più forte della Ferrari con prestazioni. Andrei in peggio, però la Ferrari ha un potenziale superiore. Non pensiamo alla Ferrari se non sbaglio. Dobbiamo rimanere iper concentrati. L'ho fatto nel periodo non collegato, siamo al 12% di usura dopo 2 giri.
quello conta tutto, fiore. Giro record di veneziano. Fastest lap del Come Fucsia. Tanto Hamilton supera Bottas. Anche Raikkonen Bottas ai box. Hamilton è dietro, però lo sto massacrando, fiori. Non ce n'è per nessuno oggi. Come Ayrton, come Ayrton. Un giro non bellissimo questo, non un grande giro. Anche qua sbagliata. Che succede? Come un attimo di deconcentrazione, forse. Devo risettare la spina, perché se in caso le pneumatici spariscono, cioè se c'è un degrado massimo deve avere un distacco da Hamilton. Andiamo al mio giro. Vabbè, non male, dai. Però anche qua sbagliato. Non stiamo andando benissimissimo adesso, Concentration, come concentration. Una gara super ordinaria fino a questo momento, ma dominata dal Kuma. Un po' come Monza. Ogni tanto succede anche il Kuma. Con questa vittoria mi assicuro il terzo posto nel mondiale, raga. Molto bene. Sei secondi e 4 di vantaggio su Gigi Hamilton. Deve tirare questa McLaren a fondo, deve tirare come una zoccola. Sono un po' stanco, perché mi sto dicendo che non ero tardi, non era, insomma, non proprio prestissimo. Finito un po' la stanchezza, però devo tenere botta ancora sti 7 giri. Bravo. Cacchio, sono un po' concentrato, ragazzi, perché non voglio sbagliare tanto. Prossimo anno ci sarà la traiettoria, questa è l'unica cosa che posso dire. Questo sarà già molto duro, non perché non mi ricordo i tracciati, ma perché chiaramente ti senti un po' più sicuro con la traiettoria. Vabbè, Hamilton sta spingendo, ragazzi. Ragazzi, mancano 2 giri, gara perfetta, pulita, precisa. Questa vittoria, perché sarà vittoria, non mi interessa. In realtà anche se i pneumatici sono messi un po' male, ma voglio vincere per Ayrton. La mia prima vittoria a Interlagos, al secondo tentativo. In una gara che stradoro questa vittoria per te. Se ci sarà vittoria, sarà per Ayrton. Quindi il più grande pilota della storia. Anzi, definirlo pilota è riduttivo. Dai, ragazzi, portiamo a casa sta vittoria in Brasile, dove Ayrton ha vinto solo una volta. Attenzione, Nasr fuori, il brasiliano, fatalità. Un ritiro proprio alla fine. Ragazzi, final lap.
19 secondi da Ricciardo, mamma mia. Mamma mia, che vittoria, fioi. Aspetta, sì, che magari non andiamo a muro in rettilineo, grazie. Per guardare la mappa. Vittoria devastante, ragazzi. Pochi metri separano il Cume da un successo fondamentale che mi può regalare. Non ci credo. Foratura per il Cume. Foratura per il Cume. Non ci voglio credere, no. No, all'ultimo giro no. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Gara dominata. Gara dominata, adesso stiamo rischiando. Non ci voglio credere, come Senna, la sfortuna del Gran Premio di Interlagos. Veloce, Cume, veloce. Mamma mia, quanto stiamo rischiando. Sta arrivando Ricciardo. Sta arrivando Ricciardo, sì, ce la fa. Incredibile. Forse no. Sì. Attenzione. Incredibile. Incredibile. Il pianto del Cume. Piange. Il Cume piange. Sotto il casco. Doveva essere la vittoria per Ayrton. Arriva una beffa atroce. Incredibile. Incredibile. Incredibile quello che è successo. Il terzo posto è nostro, ma questa non vittoria è un colpo pesantissimo. Raga, un saluto del comandante veneziano. Le lacrime scendono sul talentissimo veneziano. Ciao.